A 10 giornate dalla fine del campionato, solo un tracollo del dattilo potrebbe rimettere in corsa per il salto di categoria la compagine biancazzurra del tecnico Totovullo. I punti di distacco della vetta sono diventati 8 e la seconda posizione è ritornata in mano a Canicattì, che proprio domenica prossima sarà ospite dell'Esseneto. Tutto questo chiaramente a 10 giornate dalla conclusione del torneo, che mette in palio ben 30 punti. In poche parole, l'Akragas, per inserirsi nella lotta al vertice, è obbligata a vincere tutte le gare in programma, compresa la sfida diretta esterna con il Dattilo, e poi sperare in qualche passo falso dell'avversario. Con il vantaggio accumulato, la compagine trapanese però potrebbe concedersi il lusso di perdere anche un paio di partite. I giochi sono fatti? A guardare la classifica sembrerebbe di sì, ed l'unica tenue speranza di raggiungere la D passa dall'esito dei playoff, e qui sarà importante classificarsi in seconda posizione per avere diritto a disputare quantomeno in casa lo spareggio. Adesso domenica prossima una prima indicazione potrebbe darle il risultato che scaturirà fuori dal match interno con i Canicattì di Pippo Romano, anch'esso proiettato verso una posizione ottimale per la disputa dei playoff e promozione. Intanto l'Acregas ha ripreso la preparazione e lo spogliatoio sembra essere tornato ai livelli ottimali. Sono stati recuperati Biancola, Taormina e Procida, che al Valentino Mazzola hanno fatto il loro rientro senza problemi. Ma occhio al derby con il Canicattì, per il quale la società biancazzurra è indetta la giornata biancazzurra, per cui abbonamenti e ingressi di favore sono di fatto sospesi. Il tifoso in possesso della tessera avrà diritto comunque ad occupare il posto assegnato nell'abbonamento nella stagione 2019-2020, praticamente quella attuale. Sul fronte disciplinare, invece, il giudice sportivo ha fermato per una giornata il difensore Biancola e sarà l'unico assente nella sfida contro il Canicattì di Pippo Romano, mentre si aggiunge alla lista dei diffidati il centrocampista Giuseppe Pirrone.